Facciamo un po' di non ha cambiato nada. Perché nessuno abbia avuto un po' di... Si mantiene uguale. È ancora uguale. Facciamo delle discussioni, quello che c'è. Chiedo uno per mano, dare una classe di fondo, era prevista la musica subito, però io farei parlare subito Sergio Marinoni, che è il presidente dell'Italia Cuba, perché scusate, ma io sono così emozionata, perché di questi tempi avere una manifestazione per Cuba così ampia non è uno scherzo. E quindi vorrei un applauso a tutti, perché veramente è un miracolo. Quindi vorrei che Sergio dicesse un paio di cose e dopodiché così si prepara, nel frattempo si prepara Guillermo con i suoi brani musicali. Io penso che servano poche parole, la vostra presenza sono le parole più belle oggi. È stato il risultato, come ha detto l'ambasciatore Rodney, del lavoro nostro, del lavoro di tutti, veramente, di tutti quelli che sono a fianco di Cuba, che siano delle associazioni o di altre organizzazioni, non importa. L'importante è riuscire a fare delle manifestazioni importanti, a dare la solidarietà nel segno dell'unità. Noi questa manifestazione l'abbiamo convocata a favore dei 5 cubani per dare un segnale di solidarietà. Convocata a favore dei 5 cubani in solidarietà con loro, ma convocata anche contro il silenzio stampa e contro le falsità dette dalla stampa e dai mezzi di comunicazione. Noi sicuramente cercheremo di farci ricevere dalla Federazione della Stampa, dopo questa manifestazione per portare la nostra protesta anche negli organismi adeguati. Concludo proprio, siccome il programma è abbastanza lungo, dicendo che noi non ci fermeremo mai, che continueremo a lottare come ci hanno insegnato il Che, Camillo, Fidel, Gino Donè, e quindi la nostra azione continuerà. Grazie a tutti.